Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere. Giorgio Napolitano, in occasione del concerto che dà il via alle celebrazioni in ricordo della Grande Guerra in programma domenica sera al Sacrario di Re di Puglia, soggiornerà a Cormons con una probabile visita mattutina al Bosco di Plessiva, come ci conferma Roberto Felcaro, responsabile logistico e membro provinciale della segreteria dell'UDC di Gorizia. Una cosa che si è concretizzata comunque nelle ultime settimane, abbiamo avuto un'occasione, l'abbiamo colta al volo, considerando anche che per una volta anche Cormons potrà essere al centro dell'attenzione, visto l'importanza che ricopre questo tipo di evento. Avere il Presidente della Repubblica nella nostra regione non è cosa di tutti i giorni e sicuramente poterlo ospitare nella nostra cittadina è motivo di vanto per tutti quanti i cormonesi e di conseguenza quindi faremo tutto il possibile affinché il Presidente si trovi meglio che può. A qualcuno non è piaciuto però? Ma come sempre c'è chi apprezza e chi non apprezza questo tipo e questo genere di interventi. Noi crediamo di fare il bene di Cormons, semplicemente, solo e semplicemente il bene di Cormons. Senta, io voglio essere cattivo da semplice cronista di provincia, dico solo perché forse lei e Russiani avete ottimizzato i tempi? Ma questo lo lasciamo decidere a chi effettivamente esprimerà un giudizio su quello che può essere stato il tenore del nostro intervento, io non mi esprimo sul campo. Senta, Napolitano poi andrà nel Bosco di Plessiva? Ma da questo punto di vista io non posso garantire la cosa, anche per ovvie ragioni di riservatezza, io non mi spingo nel dire quelli che saranno poi dopo nello specifico i percorsi del Presidente. Comunque siamo già molto contenti di averlo nella nostra zona per il pernottamento. Primo giorno con l'entrata in vigore del pago bancomat con cifre superiori ai 30 euro. A Udine com'è andata? Gianni Croato, presidente dell'Ascom cittadino. Il problema del posto, del bancomat, è un problema per chi oggi non ce l'ha. Come si sa c'è l'obbligo di averlo. Cosa succede in un negozio che non ha il POS? Il cliente ha il diritto di poter pagare con il POS, quindi se ha un acquisto sopra i 30 euro può chiedere di farlo automaticamente con la macchinetta POS. E qui c'è il problema, perché se pensiamo che noi come attività possiamo ancora incassare in contanti fino a 999,99 euro, sono due cose un po' difficili da mettere assieme, in quanto il cliente può richiedere il pagamento col POS, ma dall'altra parte si può ancora incassare in contanti fino a 1.000 euro, quindi è un falso problema, oltretutto perché non c'è nessuna sanzione per chi non usa ancora il POS. Possiamo dire il solito minestrone all'italiano. Sì, possiamo dire così, ma possiamo anche aggiungere che forse questo sistema vuole aiutare sempre un po' di più le banche, che sicuramente per conto mio non hanno bisogno, perché bisognerebbe che le banche rivedessero i loro costi, perché noi sul POS paghiamo una provvigione, il costo mensile dell'apparecchiatura e tutto quanto, quindi bisognerebbe che prima di tutto le banche e le società che gestiscono questi sistemi, Carta Sì, Mastercard, American Express, abbassino le loro commissioni drasticamente.
Disagi con le poste a Varmo, posta che non arriva considerevolmente in ritardo. Da quando è partito questo fenomeno? Oramai il fenomeno si sta verificando da diverso tempo, posso dargli la misura quasi un anno. Noi avevamo iniziato a metterci in moto per poter sopperire a tutto questo cercando personale delle poste, però non abbiamo avuto risposte. Qui i disagi che si stanno protraendo, in particolar modo hanno le famiglie, ma anche le attività commerciali e le attività produttive. Basti pensare che a delle persone hanno staccato la corrente, che oggi non la staccano più, ma abbassano completamente la tensione, e finché questo povero disgraziato non è riuscito a sapere come mai è successo questo, dopodiché ha pagato e nell'arco di 3 ore grazie a l'Enel hanno riattaccato il tutto. Poi ci sono delle aziende che hanno spedito delle fatture, addirittura una via completa in un paesino è ritornata indietro dopo 1 mese e mezzo che l'aveva spedite. Poi qualsiasi cosa che riguardi la posta naturalmente arriva o in ritardo o addirittura non arriva proprio. E mancano i timbri in molti casi. Sì, addirittura adesso c'è anche questo metodo, non ci sono i timbri e quindi uno non sa quando la posta è partita e quindi non riesce a capire se effettivamente c'è il disagio o c'è il ritardo, ma le posso garantire che tantissime fatture, tantissime bollette non arrivano oppure arrivano proprio quando è già scaduta. Allora ci sono chi ha bollettizzato già in banca, non ha nessun problema, ma chi invece ha ancora il gusto o il piacere, se così si può dire, di andare a pagare direttamente alla posta o alla banca, naturalmente questo rimane con un pugno di mosche perché non riesce a sapere le date esatte quando sono le scadenze. Come è intervenuto e che risposte gli hanno dato? Ma io sono intervenuto più volte presso la posta, alla quale devo solo dire grazie alla posta di Varmo per tutto quello che fa. Devo dire anche una cosa in questo merito, che qui abbiamo una signora sola. Le dico che se questa signora, per puro caso, speriamo non succeda mai, si sente male, rimane chiusa. Bisogna spaccare i vetri perché è da sola all'interno dei vetri di sicurezza. Quindi siamo intervenuti per questo, per potergli dare un posto di lavoro migliore, dopodiché siamo intervenuti con Rivignano, che è il posto dove c'è lo smistamento, con Codroipo dove c'è la filiale e naturalmente con la dirigenza a Udine. Non avete ricevuto risposte? No, per adesso la palla è stata rimandata da uno all'altro, ma risposte concrete non se ne sono ancora avute. 21° anno di questo importante corso di italiano veicolato organizzato dall'Università di Udine, che peraltro vede la partecipazione di studenti da varie parti del mondo. Qual è la sua peculiarità? Il corso di italiano è appunto al suo 21° anno, è italiano per stranieri, veicolato dall'Ufficio Rapporti Internazionali, ed è un orgoglio dell'Università di Udine poterlo ospitare e avere così tanti studenti che vengono dall'Australia, dalla Russia, dalla Crimea, dall'Ucraina, dal Sud America e si incontrano qui per conoscere la cultura friulana. Che obiettivi volete conseguire? Vogliamo mantenere viva la cultura italiana e la cultura friulana nel mondo, facendo incontrare qui sia i figli dei nostri emigrati friulani nel mondo, ma anche chi è interessato alla lingua e alla cultura italiana, perché la cultura italiana e la lingua italiana sono un valore che non va perduto, e lo dico da anglista, quindi insomma non pensiamo ad anglicizzare troppo la nostra cultura, ma preserviamo le radici. Sono di origini italiane, ma non friulani, ma pugliesi. La nostra associazione riunisce le persone di origine italiana che abitano in Crimea, ma conosciamo anche i vostri conterritoriali friulani che abitano ora in Trascarpazia, al villaggio di Lavoe o di Lovè. I loro antenati sono venuti da Friuli e da Trento per costruire una ferrovia, perché Trascarpazia a quel tempo faceva parte dell'impero austro-ungarico, e speriamo che in futuro anche loro potrebbero partecipare in questi eventi. E per ora siamo venuti qui, io e Olga, grazie alla gentilezza della professoressa Rosanna Giaquinta e altre persone, altri rappresentanti dell'Università Friulana di Udine, e grazie al municipio. Siamo molto grati, per noi è la felicità di venire qui e poter perfezionare le nostre conoscenze della lingua dei nonni.
Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 54 86 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 54 86 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere.